Erano 32.519 gli studenti iscritti al primo test per i corsi di medicina, veterinaria e odontoiatria per coronare un sogno e proseguire gli studi dopo il primo semestre aperto a tutti nelle università di Padova e Treviso. La seconda prova, per chi non superi questa o per chi rifiuterà il voto, sarà il 10 dicembre. Sono 3 prove, una di seguito all'altra per gli esami di fisica, chimica e propedeutica, biochimica e biologia, e sono fatte di seguito 45 minuti per rispondere ai 31 quesiti, un quarto d'ora per la consegna, ripartire e anche rilassarsi un momento. È la prima volta che viene applicata la riforma voluta dal ministro Bernini, che prevede l'accesso libero ai corsi dell'area medica e l'abolizione del numero chiuso e del test d'ingresso, sostituito da un percorso formativo di 6 mesi. Nessuna criticità nell'erogazione, è stato impegnativo organizzarlo perché ci siamo trovati a dover gestire, dicevo appunto, 3.500 studenti, li abbiamo divisi in 6 canali, più o meno da 600 studenti ognuno. Abbiamo avuto problema di disponibilità di spazi, non abbiamo potuto fare lezioni in presenza se non nelle prime 4 settimane, era nuovo per tutti questa metodologia di ingresso, quindi lo sforzo è stato per accompagnare gli studenti. Gli oltre 3.000 studenti iscritti sono stati distribuiti in una quarantina di classi e 6 sedi. L'esito dell'esame verrà pubblicato entro il 3 dicembre.